Sono passate da poco le 8:30 di giovedì quando in via Sant'Antonio scoppia un devastante incendio. In cielo si alza una nuvola nera ben visibile a chilometri di distanza. Le fiamme divampano nel capannone della ditta Fratelli Volpato, dove sono in corso quotidiane operazioni di triturazione della plastica, da avviare in questo caso la discarica. A innescare il rogo la scintilla partita dal rullo di questo imponente macchinario e finita nei rifiuti plastici stoccati. Immediato l'intervento degli addetti e l'arrivo dei vigili del fuoco da Cittadella, Castelfranco e Padova. Abbiamo preso l'estintore e dopo abbiamo lavorato con l'impianto antincendio che abbiamo. Per fortuna che eravamo qua, perché se succede di notte. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutto il giorno, spente le fiamme, si è operato lo smassamento del capannone alla ricerca di altri focolai. Un intervento molto delicato per la vicinanza di un cavo di media tensione che ha costretto l'Enel a togliere la corrente a parte della zona artigianale. Tra i primi ad arrivare sul posto anche il sindaco di Tombolo, Cristian Andretta, che ha emesso un'ordinanza di divieto di sosta all'aria aperta nel comune fino alle 15 del pomeriggio, seguito dal primo cittadino di Cittadella per la zona a sud, nel quartiere di Facca. Presenti anche i tecnici dell'ARPAV per i rilievi. I cittadini possono stare tranquilli perché comunque la cosa più importante è quella che i tecnici dell'ARPAV ci hanno fatto presente che i rilievi non hanno dato segni di sostanze nocive nell'aria. Nel pomeriggio è revocata l'ordinanza dall'ARPAV, l'invito ai cittadini a lavare con cura la verdura raccolta negli orti.